Allora, la partita così difficile all'inizio, sì, me l'aspettavo, avvisato i ragazzi. Abbiamo detto era una partita difficile, né più né meno come tutte quelle fino ad oggi. Oggi abbiamo trovato una squadra che ha combattuto dall'inizio alla fine. Siamo stati un po' in sofferenza, ma non possiamo, ripeto, sembra che sia ripetitivo, secondo me è un girone molto difficile. E non ti regala niente nessuno, chiunque va a incontrare dalla prima all'ultima, dalla seconda, perché fortunatamente i primi siamo noi, all'ultima in classifica. Quindi ce lo dobbiamo sudare ogni partita, ragazzi. Intanto sono portati 3 punti e sono contento. È stata sbloccata da parte nostra con 2 calci da fermo. Fortunatamente abbiamo gente che sa calciare abbastanza bene. Sono soddisfatto della prestazione della squadra? No a livello di gioco, sia a livello di carattere, perché oggi con una squadra così agguerrita contro, la mia ha risposto altrettanto facendo la guerra e fortunatamente ci è andata bene, poteva anche andarci male, quindi meglio così. Allora, partendo dalla domanda da Roberto Grisafulli è il nostro colosso all'inizio dell'anno. Purtroppo è venuto a mancare qualche partita perché per problemi lavorativi, ma lui è un titolare a pianta stabile di questa squadra, è un giocatore soprattutto che si fa sentire in campo con i compagni. Per quanto riguarda il nostro portiere, vabbè ragazzi, stiamo parlando di un ex Lazio Calcio 8, ha fatto la Serie A e molto bene con la Lazio Calcio 8. È innanzitutto un bravissimo ragazzo, secondo me anche un fortissimo portiere, ci dà sicurezza di dietro, ha fatto un intervento sul 2-1 alla fine penso da mostro veramente. E niente, siamo contenti, noi abbiamo 4 portieri di assoluta affidabilità. Per quanto riguarda l'attacco, oggi ci tengo a precisare che comunque di 5 attaccanti che abbiamo non ne avevamo uno, abbiamo giocato senza attaccanti ed anche per quello siamo andati un po' in difficoltà. E comunque complimenti a Gavioli, a San Marco, a Barrese, a Navissa il primo tempo, a Martini che è entrato dopo febbricitante, anzi è venuto con la febbre, e San Marco era con le punture prima della partita, quindi oggi eravamo in difficoltà e siamo riusciti a portarla a casa. Grazie mister della SSL. Grazie, buonasera.